Al via anche quest'anno l'edizione 2020 dei Teatri di Pietra che si svolge presso l'area archeologica di Eraclea Minoa, sita nel comune di Cattolica Eraclea. Il primo cittadino, Santo Borsellino, la sua giunta, l'amministrazione tutta vogliono ritornare alla normalità del pre-Covid e con tanti sacrifici e impegno corale hanno anche quest'anno deciso di non far mancare un appuntamento storico come quello dei Teatri di Pietra, che vede in testa come organizzatore il bravo regista Aurelio Gatti e tutta la sua compagnia che lo segue fedelmente da anni in una rassegna che attraversa l'Italia intera con le sue rappresentazioni rigorosamente classiche. L'evento, che inizia il prossimo 2 agosto, è sostenuto anche dalla Regione Siciliana per mezzo degli assessorati al turismo, ai beni culturali e del Parco archeologico della Valle dei Templi. Si inizia il 2 agosto con la rassegna Tempesta da Virgilio, drammaturgia di Sebastiano Tringali, con Carlotta Bruni, Rosa Merlino, Paola Saribas e Sebastiano Tringali. Quindi il 5 agosto con Arianna nel labirinto di Manuel Gilberti, con Deborah Lentini, Simonetta Cartia, Rosaria Daniello, Elvio Lapira, Giulia Valentini, Claudia Bellia, movimenti di Serena Cartia, musiche di Antonio Di Pofi, regia di Manuel Gilberti. Infiniti Mondi è l'8 agosto da Giordano Bruno, drammaturgia di Brancaccio, regia e coreografia di Aurelio Gatti con Carlotta Bruni, Paola Saribas, Marie Claire Granieri, Rosa Merlino e Mario Brancaccio. Quindi il 12 è il momento di Discolos di Menandro con Raffaele Gangale, Dario Garofalo, Cinzia Maccagnano, Luna Marongiu, Cristina Putignano, adattamento e regia di Cinzia Maccagnano. Per terminare il 21 agosto La donna a tre punte di Andrea Camilleri e Giuseppe Di Pasquale, regia Giuseppe Di Pasquale con gli attori Claudia Morello, Delia Tiglio, Beatrice Tafuri e Valeria Contadino. Gli spettacoli iniziano alle 21:15.